Quando Joas al diventare re, aveva 7 anni. Ha regnato 40 anni in Gerusalemme. Suo mari, di Bersabè, aveva non Sibie. Io al fasè c'è che le ben per voi dal Signore, fin tremal che era in vita il pre di Joiada. Joiada i fasè chioli dos feminis, e nascerin fis e fis. Più in denant, Joas ha deciso di restaurare il Tempio. Acclamadò ogni predi sei leviz e ordisè. La pesità di Giude e che per su ogni anno di tutti i figli di Israele, bes per restaurare il Tempio dal vostro Dio. Ci ridi speseaculis voris. Ma i Levis non mostrarono nessuna presse di sorte. Allora il re acclamò Joiada e disse: Parcepono asto pratindu dei predis e dei Levis, che portassin di Giude e di Gerusalemme la tassa comandata di Mosè, famei dal Signore, e stabilite assemblee di Israele, petende de convigne, di fatto che robate di Atalie, e si e seguas, han bagnato di fonfure il Tempio di Dio, per fin li robi sacral dal Tempio, li san dopradis pai bals. Parorin dal re a faserin une case e le metterin denande parte dal Tempio. Poi dopo mandarin fuori un befeil in Giuda e in Gerusalemme, perché si portà la tassa che Mosè, famei di Dio, i aveva imponuta a Israele dal deserto. Tutti i sorestanze e tutto il popolo si indallegrarono e a portare in tanti che i bes che emplare in la casa. Quando la casa portavano ai ministratori dal re, vadi ai Levis, e avviodevano cangiare un evore di bes, arrivavano gli scritturis del re e li tendendo al prim predi a disvedare la casa. Daspo le chiappavano e le tornavano a mettere al suo posto. A facevano così ogni dì, tirano sotto un stradio di bes. Il re Joiada orderen ai sorestanti des voris dal Tempio e che io doprarin pai scarpelins e pai marangons che comedavano il Tempio. Anche i lavoranti dal fiere e dal bronzo si metterin a lavorare per comedare il Tempio. I sorestanti des voris i derin sotto cusnait, grazie di loro li riparazioni salerin in denant, a riportare il Tempio di Dio come caliere parvieri e lo rinforzarin. Finite tutti gli svoris, i portarin al re a Joiada c'è che l'era avanzata dai bes e facevano parie fornimenti per il Tempio, vaspes funzioni e per olocausti, copis e altre imprese d'aur e d'arin. Fin tremal che viveva Joiada, si offrirono sempre olocausti al Tempio. Ma Joiada, diventando vieli e chiamato di Ais, al morire a 130 anni, lo sotterrare in tessità di David insieme coi re, perché aveva fatto dome bene in Israele, per servirsi dal Signore e per il suo Tempio. Guardi Joiada, i sorestanti di Giude all'erano ingenoglarsi danando al re, che orde udienze, a trascurare il Tempio dal Signor Dio dai loro vons, per buttarsi con la religione dei pai sacri e dei dius, perché è loro peccato, la rabbia di Dio si dischiadenà su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò profetis, perché io facessi intorno a Lui, che erano portare il loro mes, ma non fuori ascoltati. Allora il Spirito di Dio al plombassore Zaccarie, figlio al pre di Joiada, che gli aveva impins fra me dal popolo, e al disè, Dio al discussì, perché l'aiso quintri dai comandi dal Signore, perché non potesve fortune, perché oveis buttato di bande il Signore, e anche Lui us butte di bande vuatris. Ma complotarin quintri di Lui, e per ordine dal re, lo coparin a clapades dal curtil dal Tempio. Il re Joas non si visà dal ben che aveva fatto Joiada, pari di Zaccarie, anzi, i copà il fi, che in pon di morta al disè, il Signor calviodi e che urmandi il conto. Su scominciata l'anno dopo, l'esercito dei Arameos al marcià quintri di Joas, a plombare in Giuda e in Gerusalemme, a fare in stradio fra le int di tutti i sorestanti e mandare in tutto il Rafat al re di Damasco. L'esercito dei Arameos era venuto con un po' soms, ma il Signore ha consegnato ai loro sgrifis un grande esercito, perché loro avevano imbuttato di bande il Signore, Dio dei loro vons. Gli Arameos si facevano impaiare a Joas. Quando fuori in partis, lasciarono un evore malato, e si effameis a fare un complotto contro di lui, per svendicare il figlio al pre di Joiada, e lo copare in tal soiet. Così lui al morì e lo sotterrare in tessità di David, ma non però i tombai dei res. Che essa son che complottare in contro di lui. Zabat, figlio di Simeat, dei figli di Ammon, e Josabat, figlio di Simrit,
dei figli di Moab. Per ciò che riguarda i suoi figli, tutti gli stati che lui ha tirati sotto, i restaura al Tempio di Dio. Vecchio duchest alle scritte memorie dei libri dei re. In pen di lui, al diventare re, Sofia Mazie.